Buongiorno, buongiorno a tutti da Giazza. Sono le 5 del mattino e oggi con me Filippo, vicepresidente del CAI di Trignago, e Guido, ciao. Guido. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi è ultima ripresa del Fraccaroli stile vecchio e tra 10 giorni chiude e verrà ristrutturato. Quindi ci vediamo sul Fraccaroli per la ripresa. Buona visione. Siamo arrivati al Partica, campo base. Colpo di fortuna, abbiamo beccato il buon Romeo, si riparte. Abbiamo appena incrociato due camosci, la mamma e il piccolo. Cosa abbiamo fatto, Filippo? Ci siamo fermati, abbiamo rispettato il loro spazio e adesso sono là belli carini che stanno mangiando qualcosina di fresco. Come dico sempre, urla da stadio o schiamazzi in montagna, anche no. Ed ecco la nostra ferrata Campanani che faremo tra un po', mentre Filippo in solitaria salirà verso il Grifone. E ci avviciniamo allo Scalorbi, piccola panoramica sulla Val di Requaro. Potete vedere le prime spalle, il caldo offusca tutto, quanta la panoramica, quindi direzione Scalorbi e poi ferrata. Direzione
Direzione Ferrata Campalani, Dietro di noi, dietro di noi, eccola là. bellissima. E poi diretti su al Fracca. Si inizia a salire l'avvicinamento verso la Campalani. Siamo arrivati sotto l'attacco della Campalani e poi si sale siamo sotto l'attacco della Campalani e Filippo. Siamo a 2050 metri, quasi 25 gradi ore. Che ora è, Guido? 8 e un quarto. 8 e un quarto. 8 e un quarto, 25 gradi, pazzesco, pazzesco. Ok, Si vede dalle nostre facce. Sì, belli provati, il caldo è bello pesante. si va, ci siamo? Ci siamo all'attacco della Campalani. Finalmente fa caldo, ma adesso andiamo su al fresco, al Fracca. Ok, si va. E dopo quasi un anno ci rimettiamo il caschetto. Si va. Siamo arrivati al camino, quindi tira un pochino, un po' di metri, stupenda. E ora guido tutta la cresta per arrivare al Fracca. Ed ecco davanti a noi il nostro bellissimo Fraccaroli. Davanti a te, Eccole là, le creste del Carrega. che portano al rifugio. Allora ci siamo, ora panoramica dalla croce e poi ci sposteremo sul Fracca per il finale di questa panoramica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come promesso, 5 agosto 2026, l'ultima ripresa per me del Fraccaroli prima che venga restaurato. Davanti a noi abbiamo Guido che saluta a girare. Oggi la visibilità è un po' offuscata per via del caldo, alla Campalani 24 gradi, pazzesco. Davanti a noi Cima Mosca, guardate lo spettacolo che anche oggi
il Carrega ci offre una meraviglia. Girando in fondo troviamo il capanno del pastore. Molti mi hanno chiesto dove sia Malgapposta. Malgapposta si trova laggiù. Torniamo al Fraccaroli e ora, per concludere la panoramica, la farò dalla teleferica del Fraccaroli. Chiudiamo così la panoramica. Dopo 40 anni sono venuto a salutare il Fraccaroli, stile vecchio verrà rinnovato, fa un certo effetto. Però le cose hanno un inizio e una fine, e quindi conserviamo il ricordo e troveremo nuove avventure assieme ai ragazzi. È speciale, un caldo pazzesco, perché il caldo si fa sentire. Ecco qua la cresta della Campalani che abbiamo appena fatto, e così concludo questa mia panoramica salutando il Fraccaroli e lo aspettiamo con il vestitino nuovo, come sempre Mauro, gli amici del Carrega. Spero che questa ultima panoramica vi sia piaciuta. E ora si va a mangiare qualcosa al Fraccaroli e a salutare i ragazzi. Naturalmente uscirà il video, come sempre Mauro, gli amici del Carrega. Buon cammino a tutti. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt. Parsley, sage, rosemary and thyme. Without no sin, no neither work, then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land. Parsley, sage, rosemary and thyme. Between the salt water and the sea strand. Si riparte. Ciao Fracca, ci vediamo più avanti. Un saluto ai ragazzi, si va. Caldo ragazzi,
fa caldissimo a 2100 metri. Prima Filippo ha misurato 24 gradi, pazzesco. Ecco davanti a noi per fortuna un po' di nuvole che raffrescano l'aria. Davanti a noi rifugio Scala Orbi e la salita per arrivare al Prische, non adatta a tutti. Siamo quasi arrivati al rifugio Pertica dal Buon Romeo. Ci sono 31 gradi in questo momento, fa caldissimo, birretta fresca, quella non ce la toglie nessuno. Mangiato, ben bevuto, temperatura ottimale, no. No, fa caldo. Quanti? Non lo so, sarà Troppi. tanti. Tanti. E ora si riprende. Ormai siamo arrivati al rifugio Revolto e tra un po' tutte le info. Vabbè, trekking terminato, abbiamo fatto la Campalani, Scala Orbi, Campalani, Fraccaroli, le ultime riprese del vecchio Fraccaroli, rimetterà il vestito nuovo. E sono stati 15 km se non sbaglio, Quasi 16, con 900 100 di dislivello. dislivello. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, auguro a tutti voi buon cammino come sempre. Una cosa che non abbiamo fatto oggi, Siamo dimenticati di salutare un grosso amico che oggi non c'è. purtroppo non c'era oggi con noi per vari motivi. E niente, quindi un ciao Lupin. Ciao Lupin. E mi raccomando, abbiamo mangiato il sospiro del Calega in onore Tuo? però la prossima volta, quando starai meglio, verrai con noi. Esatto, ci mancavi e quindi Mauro e gli amici del Calega Filippo, Guido. augurano a tutti voi la buona giornata e il buon cammino. Ci vediamo alla prossima. ciao a tutti. Ciao. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seam, no neither work, then she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strand, then she'll be a true love of mine. Tell her to reap in a sickle of leather. Parsley, sage, rosemary,